io porto avanti i principi della Lega, ognuno nella Lega porta la propria esperienza, il proprio saper fare, ed è per questo che i partiti diventano grandi. Per un partito come il nostro, per un movimento popolare come il nostro, che nasce dopo le ideologie e orgogliosamente post-ideologico, Decima Mas non c'entra assolutamente nulla. Non ci sono stati tanti boati ieri, per nessuno. Insomma, chi era là l'ha visto. Non sono stati grandi boati. Lui ha preso i suoi applausi, però anche per lui non c'è stata l'ovazione. Nemmeno il pratone di Pontida infarcito di bandiere col leone di San Marco e nemmeno l'Alberto Stefani sul palco con una candidatura in tasca riescono ad amalgamare le anime del Carroccio veneto. Dall'estrema destra francese alle elegie di Charlie Kirk, fino alla Decima Mas da studiare a scuola. Da Salvini a Vannacci certi temi non vanno giù alla parte moderata del Carroccio, non solo quel bulldog marcato che di motivi di risentimento ne ha più di uno. Su temi sovranazionali, mondiali, ognuno può maturare le proprie convinzioni. Io su certi temi ovviamente non mi riconosco, non sono certamente un esponente di estrema destra. Noi siamo antifascisti e anticomunisti. E se abbiamo una prospettiva di esistenza e di utilità nei prossimi anni è solo rimanendo legati al territorio. Ma Vannacci è, piaccia o meno, il vice Salvini e anche oggi, stringendo mani entusiaste a Venezia nel giorno in cui presenta la proposta di un patentino linguistico per gli stranieri che vogliono aprire attività commerciali in città, ribadisce il concetto che a Pontida ha sintetizzato con quel fermare il meticciato in Italia. Noi subiamo un'invasione giornaliera di gente che viene qua non perché sta scappando da guerra o da discriminazioni, ma perché viene qua per approfittare di uno stato sociale che noi ci siamo guadagnati con il sangue e il sudore dei nostri nonni, dei nostri padri. Marcato conviene sulla necessità di un'immigrazione regolata, ma il messaggio successivo non è secondario. Non possiamo far finta di non vedere che l'economia, per esempio, del Veneto, e sfido chiunque di chi ci sta ascoltando a dimostrarmi il contrario, se noi dovessimo togliere gli immigrati è un'economia che crolla. Insomma, sembra esserci poco da spartire fra le anime in sofferenza del Carroccio, tranne forse un punto non poco cruciale, la guida di Palazzo Balbi. Abbiamo un candidato giovane, capace, che ha già dato dimostrazione della sua professionalità e quindi, per quanto formalmente non sia stato ancora designato, noi abbiamo grande fiducia che tra pochi giorni sarà lui a rappresentare tutto il centrodestra. Non ci sarà nessuna lista Vannacci allora alle regionali? Lei mi chiede di svelare le strategie prima che vengano applicate, non lo so. Lista Vannacci è ancora nel limbo come una candidatura di Marcato, ormai agli sgoccioli di una pazienza esaurita. Io avrei le caratteristiche per fare il candidato alla presidenza. Vedere invece che c'è qualcuno dentro la Lega che ha dubbi sulla mia candidatura anche a consigliere regionale è abbastanza umiliante. Eventualmente l'ipotesi di candidarsi in maniera indipendente o con un altro partito? Se la Lega non dovesse candidarmi lo faccio in 24 ore. La candidatura indipendente? Ah beh, certo.